Prima ho fatto un pezzo di strada con Marco Stradiotto e mi ha detto che non sta andando bene le cose, no? Ho avuto l'idea. Però una premessa che volevo fare, ho sorpassato la metà del quadro dei miei 5 anni, 3 anni, e una cosa, l'esperienza che ho fatto in questi anni è stata quella di essere così, una guida che supera gli ostacoli continuamente, anche se faccio fatica ad essere una guida, no? Oppure un saltatore di ostacoli. Però la verità è questa, cioè ogni anno ci sono delle condizioni sempre maggiori, quest'anno sono le condizioni più difficili di tutte, e bisogna cercare di superare queste difficoltà. Se siamo bravi lo superiamo, se non siamo bravi ovviamente si fa fatica. Io devo dire che nel mio comune ho cercato di superare tutte le difficoltà, non ho fatto mancare nulla ai miei cittadini. Una volta inventandomi la società di servizi dove trasferire le attività di gestione di quei servizi che prima magari facevano i pubblici, recuperando un po' di risorse dall'IVA e quindi bilanciando un po' il nostro bilancio. Un altro anno mi sono inventato l'attribuzione esterna ai consorzi di promozione delle manifestazioni di una città turistica come la nostra. Cioè, abbiamo cercato di inventarsi un po' di cose. Quest'anno non ho più idee da inventare sinceramente, perché la questione è veramente molto, molto complessa. Soprattutto abbiamo fatto all'inizio della stagione un piano di assunzione del personale, perché dico, gli ultimi 2 anni credo di fare non clientela, ma di mettere in campo delle professionalità per poter accelerare e velocizzare le iniziative che finanziano di realizzare. Anche qui non è possibile farlo. Allora, io voglio prendere sempre positivamente le questioni. Bisogna, in questo momento in cui lo Stato ha una necessità assoluta di coprire i propri conti, e su questo non c'è ragionamento da fare, ogni persona di buon senso capisce che è necessario fare un sacrificio, però io ritengo che contestualmente alla manovra che ci impedisce appunto avete detto anche prima voi, di fare bene il nostro lavoro, di fare bene la nostra programmazione, a questo punto bisogna fare l'operazione inversa, cioè accelerare tutte quelle opportunità di poter dare ai comuni le risorse per poter svolgere bene le proprie funzioni. Allora, è stato fatto un lavoro sul tema del demanio, per carità, io sono un comune fortunato da questo punto di vista, perché se il processo va avanti in questo modo ho delle reali opportunità di poter usare il patrimonio per portare le casse del comune, ancorché per un periodo limitato, magari dando dei soldi allo Stato, alle regioni, eccetera, però per poter bilanciare la sperequazione che oggi si sta creando con questa finanziaria. C'è bisogno di capire se questa imposizione locale unica è veramente una cosa che si può fare, sia il tema della cedolare secca facendo emergere magari l'evasione fiscale sugli affitti e tutta la questione dell'imposta sulla casa e sulle proprietà, però bisogna trovare sicuramente un meccanismo perché i comuni possano avere quello che hanno diritto, cioè di fare in modo che le risorse che arrivano dal territorio siano utilizzate dal territorio. Un'altra questione riguarda, l'ha citata qualcuno prima, il tema tradizionale IRPEF. Anch'io mi convinco sempre di più che questa libertà dei comuni di applicarla o non applicarla, di applicarla in mezzo a 3/4 e un quarto forse andrebbe un pochino regolamentata, perché nell'ottica di avere uno strumento che serva per diminuire la pressione fiscale nel livello locale, oggi ci accorgiamo invece che quello strumento lì potrebbe essere uno strumento utile se applicata a un livello uguale per tutti i comuni. Da ultimo vi devo dire che io ho fatto quella manovra proprio in Consiglio Comunale, perché sono fatto impopolare, di posticipare i pagamenti, perché in questo modo riesco quest'anno, facendo fatica a fare il piano delle azioni serio, a equilibrare poi i conti del comune. Vi devo dire che è una manovra impopolarissima, che non è giusto che sia così, però ho spiegato alle imprese che è necessaria. Ultima questione, lo dico come comune, magari interessa anche a Mira, però lo dico anche ai parlamentari che sono presenti, sulla questione dei fondi per chi li ha della legge speciale, cioè di leggi speciali che attribuiscono ai comuni per delle specialità di risorse, vediamo di trovare una strada per toglierli dal bando, perché non capisco perché i fondi comunitari, con una sentenza della Corte
della Corte dei Conti della Lombardia, che ha fatto scuola, possono essere tolti dal patto, e i fondi delle leggi speciali, quelle leggi speciali non possono essere tolti. Per noi sarebbe un grandissimo aiuto anche per passare, e poi devo dirvi che il 2010 sarà una navigazione a vista per quanto mi riguarda, e credo anche per tanti di voi. Speriamo che nel corso dell'anno poi qualche aggiustamento possa essere fatto senza ascoltare le cattive notizie che Marco mi ha detto prima, insomma.